Allora, buongiorno a tutti. Sono le 10:30 di mattina, siamo a Gemona, io sono Lorenzo Veltri in qualità di giudice del Guinness World Record. Ora non mi trovo a misurare assolutamente niente, ma vedo una squadra di pasticceri prontissima per iniziare questa avventura, ossia il tentativo di battere il record per il profiterol più grande del mondo. Buongiorno a tutti, adesso siamo per iniziare il riempimento del primo bignè del profiterol più grande del mondo. E adesso Elvis, vai Elvis col primo bignè. Elvis sta riempendo il primo bignè di più o meno 5.000, dopo vedremo quanti verranno fuori. Comunque noi abbiamo presupposto di 5.500 bignè da produrre. Dopodiché questa fase qua li andremo sul pomeriggio a glassare e a mettere sul tavolo e la grande pesatura per il dopo. Vi conviene tagliare? Ciao, adesso abbiamo finito i primi 26 kg di crema e adesso iniziamo il secondo vascone. Procede tutto bene, tutto in orario, speriamo in bene, dai. Dai. Scomparso il telefono, ancora aperto. E là. Ciao, adesso siamo impegnati a glassare questi bignè. I ragazzi là stanno facendo la glassatura che poi vi farà vedere Sergio. Qua noi adesso stiamo glassando, siamo diciamo a buon punto, abbiamo appena iniziato ma coi tempi ci siamo. Stiamo preparando la classe per il profiterol più grande del mondo. In poche parole qua ci stiamo montando 70 litri di panna e il procedimento sarebbe che si monta a metà la panna, poi si aggiunge il cioccolato, si mescola, si finisce di montare e alla fine abbiamo pronta la glassa per questo profiterol più grande del mondo. Bene, siamo quasi arrivati verso la fine del riempimento del nostro profiterol, siamo circa sui 5.000 pezzi prodotti, ormai siamo agli sgoccioli, finiremo la crema e i gusci da riempire e poi niente, poi in mano ai nostri colleghi che stanno già cominciando all'assemblaggio del profiterol. Per una giusta causa, giusto Alice? La vicinanza a questi artisti di Gemona, dai, tutti insieme! Gemona entra nuovamente a far parte del Guinness World Record con il profiterol più grande del mondo con 150 kg. Abbiamo triplicato l'America! Musica, musica! Grazie Lorenzo! Vai Mirko! Brava Jenny! Consegno ufficialmente il certificato del Guinness World Record a Mirko Ricci e all'associazione Conserva in collaborazione con Etica del Gusto, Despar, Uova Pascolo Fantoni e Encrespi. Congratulazioni al nuovo Guinness World Record! Applausi! Brava Gemona, brava Conserva! Bravi a tutti! Ma proprio tutti! Ma dal sindaco, vero? Venga qua caro Paolo, venga con noi, ce l'abbiamo fatta nuovamente. Ce l'abbiamo fatta nuovamente e quindi credo che sia veramente un'iniezione di fiducia per questa città e per questo Friuli di cui tutti abbiamo bisogno. Adesso gustiamoci questo profiterol. Buona giornata a tutti. Forza Gemona, forza Friuli! Com'è?
è la seconda volta che l'associazione Conserva riesce a battere un Guinness World Record. L'anno scorso il tiramisù più grande del mondo con 3015 kg, quest'anno il profiterol più grande del mondo con 150 kg, perché la bilancia è andata fuori scala e quindi ci atteniamo a quello che era il peso massimo di questa bilancia, appunto. Assolutamente sì, come da regolamento abbiamo controllato ulteriormente anche un'altra volta quindi il peso totale del profiterol, e il record il nuovo Guinness World Record è di 150 kg. È dal 2011 che questo record non veniva battuto e l'abbiamo portato via all'America, loro detenevano il record da 57 kg, noi siamo andati a 150 kg, quindi 3 volte tanto. L'appuntamento ora è a domani con il brindisi a coppie più grande del mondo, dove insomma il record lo deciderete voi con la vostra affluenza. Quindi vi aspettiamo domani numerosi in Piazza del Ferro a Gemona. Venite tutti quanti.